Cari fratelli e sorelle, buongiorno. Signore, se vuoi puoi purificarmi. È la richiesta che abbiamo sentito rivolgere a Gesù da un lebbroso. Quest'uomo non chiede solamente di essere guarito, ma di essere purificato, cioè risanato integralmente nel corpo e nel cuore. Infatti la lebbra era considerata una forma di maledizione di Dio, di impurità profonda. Il lebbroso doveva tenersi lontano da tutti, non poteva accedere al Tempio e a nessun servizio divino, lontano da Dio e lontano dagli uomini. Triste vita facevano a questa gente. Nonostante ciò, quel lebbroso non si rassegna né alla malattia né alle disposizioni che fanno di lui un escluso. Per raggiungere Gesù non temette di infrangere la legge ed entra in città, cosa che non doveva fare, gli era vietato. E quando lo trovò, gli si gettò dinanzi pregandolo: Signore, se vuoi puoi purificarmi. Tutto ciò che quest'uomo, considerato impuro, fa e dice è l'espressione della sua fede. Riconosce la potenza di Gesù. È sicuro che abbia il potere di sanarlo e che tutto dipenda dalla sua volontà. Questa fede è la forza che gli ha permesso di rompere ogni convenzione e di cercare l'incontro con Gesù e inginocchiandoci davanti a Lui lo chiama Signore. La supplica del lebbroso mostra che quando ci presentiamo a Gesù non è necessario fare lunghi discorsi, bastano poche parole, purché accompagnate dalla piena fiducia nella sua onnipotenza e nella sua bontà. Affidarci alla volontà di Dio significa infatti rimetterci alla sua infinita misericordia. Anche io vi farò una confidenza personale. Alla sera, prima di andare a letto, io prego questa breve preghiera. Signore, se vuoi, puoi purificarmi. E prego 5 Padre Nostro, uno per ogni piaga di Gesù, perché Gesù ci ha purificato con le piaghe. Ma se questo lo faccio io, potete farlo voi anche a casa vostra e dire: Signore, se vuoi, puoi purificarmi. E pensare alle piaghe di Gesù e dire un Padre Nostro per ognuna. E Gesù ci ascolta sempre. Signore, Gesù è profondamente colpito da quest'uomo. Il Vangelo di Marco sottolinea che ne ebbe compassione, tese la mano, lo toccò e gli disse: lo voglio, sii purificato. Il gesto di Gesù accompagna le sue parole e ne rende più esplicito l'insegnamento. Contro le disposizioni della legge di Mosè che proibiva di avvicinarsi a un lebbroso, Gesù, contro la prescrizione, Gesù stende la mano e persino lo tocca.
Quante volte noi incontriamo un povero che ci viene incontro? Possiamo essere anche generosi, possiamo avere compassione, però di solito non lo tocchiamo. Gli offriamo la moneta, ma evitiamo di toccare la mano, la buttiamo lì. E dimentichiamo che quello è il corpo di Cristo. Gesù ci insegna a non avere timore di toccare il povero e l'escluso, perché Lui è in essi. Toccare il povero può purificarci dall'ipocrisia e renderci inquieti per la sua condizione. Toccare gli esclusi. Oggi mi accompagnano qui questi ragazzi. Tanti pensano di loro che è meglio che fossero rimaste nella sua terra, ma lì soffrivano tanto, sono i nostri rifugiati, ma tanti li considerano esclusi. Per favore, sono i nostri fratelli. Il cristiano esclude nessuno, dà posto a tutti, lascia venire tutti. Dopo aver guarito il lebbroso, Gesù gli comanda di non parlarne con nessuno, ma gli dice: va a mostrarti al sacerdote e fa l'offerta per la tua purificazione, come Mosè ha prescritto a testimonianza per loro. Questa disposizione di Gesù mostra almeno 3 cose. La prima, la grazia che agisce in noi non ricerca il sensazionalismo. Di solito essa si muove con discrezione e senza clamore. Per medicare le nostre ferite e guidarci sulla via della santità, essa lavora modellando pazientemente il nostro cuore sul cuore del Signore, così da assumerne sempre più i pensieri e i sentimenti. La seconda, facendo verificare ufficialmente la venuta guarigione ai sacerdoti e celebrando un sacrificio spiatorio, il lebbroso viene riammesso nella comunità dei credenti e nella vita sociale e il suo reintegro completa la guarigione. Come aveva lui stesso supplicato, ora è completamente purificato. Infine, presentandosi ai sacerdoti, il lebbroso rende loro testimonianza riguardo a Gesù e alla sua autorità messianica. La forza della compassione con cui Gesù ha guarito il lebbroso ha portato la fede di quest'uomo ad aprirsi alla missione. Era uno escluso, adesso è uno di noi. Pensiamo a noi, alle nostre miserie. Ognuno ne ha la propria. Pensiamo con sincerità. Quante volte li copriamo con l'ipocrisia delle buone maniere. E proprio allora è necessario stare da soli, mettersi in ginocchio davanti a Dio e pregare: Signore, se vuoi puoi purificarmi. E fatelo prima di andare a letto.
tutte le sere. E adesso diciamo questa bella preghiera: Signore, se vuoi purificarmi, tutti assieme, 3 volte, tutti. Signore, se vuoi, puoi purificarmi. Signore, se vuoi, puoi purificarmi. Signore, se vuoi, puoi purificarmi. Grazie.